Quindi è il momento di chiamare qui uno storico, docente di storia moderna all'Università dell'Insubria, Paolo Luca Bernardini, con un titolo intrigante: Le indipendenze della Venezia, e quindi cedo subito la parola. Grazie. Io ringrazio tutti voi per essere presenti, i tempi si sono accorciati, cominciamo con un pochino di ritardo. Ringrazio il dottor Massimo Conobbano per l'ospitalità in questo luogo meraviglioso, un magnifico castello che evoca momenti della storia millenari e evoca anche momenti della fantasia molto belli. In realtà io avevo preparato un intervento prima dell'approvazione della 342. La storia procede sempre in maniera più rapida rispetto agli storici, soprattutto quando sono azzoppati, ma anche quando sono molto veloci gli storici stessi. Quindi devo aggiornarlo un pochino. Come ha detto il dottor Bacialli e come presente nel programma, e naturalmente vorrei ringraziare Alessio Morosin, che è una persona che dedica corpo e anima da anni, se non decenni, alla causa dell'indipendenza, ed è una persona che veramente dà il cuore per la libertà del proprio popolo, che è la cosa più nobile che si possa aspettare da una persona. Perché l'indipendenza? In tutti noi siamo concentrati sulla indipendenza singolare. In realtà la storia del mondo, non solo la storia della Venezia, è una storia di indipendenze al plurale. Cosa significa? Significa che, e porterò un esempio, l'indipendenza è duplice. Vicino a dove io insegno all'Università dell'Insubria a Como, c'è una strada che si chiama Italia Libera. Allora mi sono domandato che cosa significa Italia Libera. Italia Libera è un'associazione antifascista nata col fascismo nel 1922 e morta col fascismo nel 1945. Quindi non basta essere sovrani all'interno degli stati del mondo, bisogna essere anche uno stato democratico, uno stato fondato sulla volontà del popolo ed essere libero al proprio interno, perché altrimenti non facciamo nulla dell'indipendenza di uno stato se non si ha uno stato democratico e libero. Quindi questo è uno dei primi aspetti perché indipendenze. Perché indipendenze? Se noi prendiamo la storia di questo territorio che tutti amiamo, che è la storia di quello che ora si chiama Veneto, che si è chiamata Regio X sotto Augusta, che si è chiamata Repubblica Serenissima per 1100 anni, il problema dell'indipendenza si poneva esattamente da questo duplice punto di vista. Da un lato essere uno Stato libero e preservare la propria identità repubblicana, e abbiamo avuto dogi che sono stati accecati, dogi che sono stati sollevati dall'incarico e così via, proprio perché cercavano di usurpare questa libertà repubblicana trasformando Venezia in una monarchia, una sorta di monarchia, soprattutto nei primi tempi della Serenissima, nel IX secolo, X secolo, XI secolo, ma anche più avanti. E poi abbiamo avuto invece la grande salvaguardia mantenuta per millenni della libertà intesa come indipendenza. Sappiamo che Venezia fece gola come Repubblica Serenissima alle grandi potenze, ci fu la Lega di Cambrai che cercò di conquistare e spartirsi la Repubblica Serenissima, ma la storia è anche molto più ampia. La storia del Veneto è la storia di un popolo che nasce forse 4.000 anni fa e che comincia la sua vicenda esattamente in questa duplicità di ricerca di indipendenza esterna e indipendenza interna. Riescono a mantenere i Veneti antichi una indipendenza esterna per un lungo periodo finché non sono costretti a federarsi con i Romani. E quando si fa così tanto parlare di federalismo nella storia italiana, in realtà l'unico momento autentico di federalismo fu proprio quello che legò i Veneti antichi con i Romani. Poi si arrivò un interregno e poi si arrivò ai 1100 anni della Serenissima con costanti minacce interne ed esterne. Io sono genovese e sono stato tra i popoli che hanno minacciato ampiamente la libertà di Venezia finché alla fine del 300, con l'ultima grande guerra tra noi genovesi e voi veneti,
noi fummo sconfitti nonostante riuscissimo a conquistare, avessimo conquistato Chioggia, l'avessimo mantenuta sotto il nostro dominio per un anno e oltre un anno. Quindi le indipendenze sono indipendenza interna e indipendenza esterna, quindi preservare la forma democratica dello Stato, quella anche prevista dalla Costituzione italiana, costantemente violata dal 48 in poi, sia da quando entrò in vigore, e l'indipendenza esterna, ovvero la sovranità, il mantenere la propria sovranità. E queste sono le due indipendenze principali. Nel corso della storia poi alla dipendenza spesso si arriva attraverso un'operazione attiva o attraverso un'operazione o attraverso un'accettazione passiva degli eventi. Credo che questo sia un momento di grande riflessione. Noi abbiamo avuto nella storia indipendenze conquistate attivamente. Le più celebri forse sono quelle delle Province Unite d'Olanda, che in un processo durato circa 80 anni si liberarono dell'impero, cominciando a combattere contro un impero estremamente vigile e potente, quello di Filippo II. Poi abbiamo avuto l'indipendenza delle 13 colonie americane, che è stata estremamente attiva, che al seguire una dichiarazione di indipendenza, sono stati 7 anni di guerra contro l'impero di Giorgio III, che è un impero estremamente vitale, molto più vitale di quanto non sia l'Italia adesso, quindi non preoccupiamoci troppo, e poi la nascita degli Stati Uniti d'America. Ma qualcosa su cui riflettere è che vi sono anche nella storia indipendenze passive, ovvero un popolo si ritrova indipendente. E questa è una vicenda che di nuovo ci riporta a questa storia bellissima della Serenissima, in cui si compendiano, anzi dei primordi della Serenissima, in cui si compendiano veramente tutte le storie del mondo nella storia di Venezia. È una delle storie più, come storico, più meravigliose, più belle, più uniche che l'umanità contempli. E allora a un certo punto ci fu un momento in cui l'indipendenza di Venezia, dei popoli che insistevano su questo territorio, fu del tutto passiva. L'impero romano stava crollando, non garantiva più la protezione dei confini, c'erano costanti invasioni, non solo quelle degli Unni ma molte altre da nord. Allora il popolo si è trovato privo di un impero, ma non solo naturalmente i Veneti. Con la caduta dell'impero romano si sono trovati privi di impero infinite popolazioni, privi di una sovranità centrale, di un dominio centrale, e da questo abbandono di queste popolazioni è nata Venezia. Si sono trasferiti dalla terraferma a Venezia, che non era un territorio, la laguna, attenzione, completamente abbandonato. Io ammiro moltissimo l'opera di un anziano archeologo di Venezia, Ernesto Canal, che ha dimostrato, lavorando tutta una vita fuori dai circuiti accademici, come sul territorio dell'attuale laguna di Venezia insistessero ville venete, addirittura dei paleoveneti che avevano la cultura della villa, e addirittura romane, e poi per ragioni climatiche, il clima gioca un ruolo importantissimo nella storia, per ragioni climatiche hanno dovuto abbandonare la laguna per tornarci proprio per ragioni urgenti, pressati dagli Unni nonché da altre popolazioni nel V secolo. Allora, cosa succede? Si ritorna in un territorio già noto, quindi anche la storia di Venezia deve essere costantemente riscritta, non è vero che la laguna fosse abbandonata. Allora, cosa significa? Era stata abbandonata ma aveva una quantità di insediamenti. Quindi cosa significa? Significa che quando ci si trova di fronte alla scelta tra un'indipendenza passiva e un'indipendenza attiva, è sempre meglio fare come stiamo facendo noi, essere diciamo attivi nel creare l'indipendenza, perché quando ci si trova privi di un governo centrale ci può essere un momento di sbandamento. Molti degli stati dell'ex Unione Sovietica si sono trovati in questa situazione. Ad esempio, l'ultimo stato a conquistare la propria indipendenza, uno stato che io conosco molto bene perché ci insegno periodicamente dal 2012, che è il Kazakistan. Nel Kazakistan semplicemente non ci fu nessun referendum per l'indipendenza. A un certo punto, nel dicembre 91, Nazarbayev, che sarebbe diventato il primo presidente, tuttora lo è, del Kazakistan, telefonò a Mosca e gli uffici non rispondevano più, gli uffici centrali non c'erano più, era tutto chiuso, era finito, l'Unione Sovietica era finita, non c'era più.
Quindi si trovò nella situazione di dover gestire un'indipendenza avvenuta passivamente. Qual è la differenza tra un'indipendenza attiva e un'indipendenza passiva? L'indipendenza attiva pone in essere delle situazioni di governo provvisorio, ovvero nel momento in cui la Regione Veneto approva un referendum, nel momento in cui sappiamo quale sarà l'esito di questo referendum, nessuno dubita che i processi della storia non si possono fermare, noi assistiamo a una malattia degenerativa del paese Italia, forse dal 1861, forse dal 66, sicuramente accelerata negli ultimi 20 anni, per cui purtroppo, come la medicina insegna che la maggior parte delle malattie degenerative per gli esseri umani non possono essere contrastate, gli storici, che sono un pochino i medici dell'umanità, i medici del passato, che studiano le malattie delle nazioni e le malattie degli stati, ci dicono che quando un processo degenerativo è avviato non si ferma più, non ci siano illusioni di nessuna sorta che le cose miglioreranno, non miglioreranno, peggioreranno. Allora, quando si ha un'indipendenza attiva, il Consiglio regionale, piuttosto che le strutture amministrative di uno Stato, sono in grado di prendere in mano una situazione in quello che inevitabilmente è un governo provvisorio, che poi porterà a nuove istituzioni. Quindi, in questo senso, il convegno di oggi si chiama la via istituzionale, perché sicuramente esiste un vantaggio di un'istituzione come il Consiglio regionale e la Regione, perché potrà gestire con l'apparato amministrativo che si trova a gestire in azione comune con i comuni e le province un governo provvisorio nell'attesa della stesura di una carta costituzionale che darà un assetto nuovo al Veneto come Repubblica sovrana e indipendente. Questo non significa, e questo lo dico per in qualche modo giustificare anche l'operazione di plebiscito 2013 che mi ha visto parte attiva, mi vede tuttora parte attiva, che un'istituzione sia tale solamente perché è codificata da un diritto vigente. Le istituzioni nascono inizialmente nelle forme di aggregazione spontanea di alcuni cittadini. Quindi il vantaggio di un consiglio regionale è di avere a disposizione gli strumenti per gestire meglio un governo provvisorio, perché gestisce obiettivamente un apparato amministrativo. Però, se noi conosciamo la storia italiana, sappiamo che quando si disgregò per fortuna il fascismo, si crearono in Italia tante piccole repubbliche, forse la più famosa è quella di Alba, perché un grande scrittore, Beppe Fenoglio, scrisse un libro, ma erano inizialmente cittadini che in una situazione di vacanza di potere si posero spontaneamente nella forma di istituzione. In questo lo è stato anche, e lo è tuttora, il plebiscito con la delegazione dei 10. Quindi il vantaggio di un'istituzione già consolidata all'interno però di quello che diventerà un sistema costituzionale e istituzionale straniero è quello di poter gestire più facilmente un periodo di transizione. Per questo io credo nella via istituzionale tanto quanto credo nella via plebiscitaria, ma noi con il Veneto ancora per poco siamo di fronte a una realtà ricca, ancora per poco sempre più povera, a una realtà complessa in cui gioco forza qualsiasi governo provvisorio dovrà cercare di tutelare e mantenere ciò che è rimasto dopo le ampie depredazioni italiane del Veneto, perché altrimenti quando si ottiene la libertà in un deserto, della libertà non si sa neanche cosa farsene, perché nel momento in cui sarà del tutto prosciugata la capacità produttiva dei veneti, sarà veramente indifferente essere liberi e indipendenti o essere tuttora soggetti in forma coloniale. Quindi ci sono dei momenti nella storia in cui, e naturalmente questo ampiamente come è stato sia dalla dottrina giuridica, in fondo la Regione Veneto è sia un'emanazione della Costituzione italiana tardiva. Noi sappiamo bene che la Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 48 e le regioni cominciarono a funzionare negli anni 70, quindi una Costituzione che è stata costantemente strapazzata e violata purtroppo, perché aveva anche aspetti importanti e un grande conato di libertà dopo l'oppressione di un regime durato 22 anni, o a seconda dei conteggi
25, quindi insomma 23, insomma, comunque dipende se mettiamo Salò o non mettiamo Salò. Comunque questo è estremamente importante perché la regione Veneto è anche rappresentante del popolo veneto, e questo in fondo è un argomento molto importante anche per i miei amici di Plebiscito, perché volendo fare un plebiscito del tutto libero si poteva anche scegliere di non chiedere ai residenti in Veneto se volevano indipendenza o no, ma chiederlo anche ai residenti di Brescia piuttosto che di Bergamo, della riva sinistra d'Adda, arrivare anche a Creta, essere una libertà assoluta. Quindi nel momento in cui è stato richiesto questo ai cittadini veneti, è giusto che lo richieda a questo punto anche il Consiglio regionale, nel principio generale, attenzione, che è storico ma anche giuridico, electa una via non dato un recursus ad alteram. Se si è presa questa scelta non c'è più una strada che ci porti indietro, né moralmente né giuridicamente, quindi è una scelta coraggiosa che deve essere ampiamente supportata da chi? Dal popolo, da noi, da voi, dagli imprenditori, da tutti coloro che hanno interessi morali e materiali a che il Veneto ritorni a essere una Repubblica Veneta. Quindi questo è un grande vantaggio, e abbiamo qua illustri esponenti della Catalogna, abbiamo la situazione simile in Scozia. Io vorrei ricordare che nel 18 settembre 2014 avrà luogo il referendum in Scozia, che per ora i sondaggi sono a favore del mantenimento della Gran Bretagna e del Regno Unito, però sono molto variabili, oscillanti, e poi molto probabilmente con una strada assai simile a quella intrapresa dal Consiglio regionale il 9 novembre del 2014, che coincide con un grande momento per la libertà umana. 25 anni fa, il 9 novembre dell'89, cadde il muro di Berlino, è uno degli ultimi baluardi del socialismo reale, che include anche l'Italia, ma non si definisce come tale, quindi almeno del socialismo reale che aveva il coraggio di definirsi come tale, ovvero la Germania Est, cadde. E non per niente Artur Mas, presidente della Generalitat catalana, ha scelto questo giorno, il 9 novembre, per ricordare 25 anni, che non è un numero astratto, ma esattamente la durata di una generazione, quindi è una generazione che è caduto il muro di Berlino. Quindi, e questo adesso concludo, poi ci sarà un volumetto pubblicato con i nostri interventi, una forma più estesa. Noi naturalmente dovrò modificarlo perché, come ho detto all'inizio, la storia è più veloce degli storici. Questa è una fortuna, gli storici sono lenti, tardi, eccetera, i popoli invece si muovono rapidamente. Per cui è stato molto più conciso, però credo che il Veneto abbia intrapreso una strada di indipendenza attiva e non passiva. D'altra parte è caratteristica del popolo veneto di essere un popolo che costruisce, che fa, questo da sempre. Non si parla così tanto della Serenissima, ma ricordiamo i Veneti antichi, ricordiamo tutte le loro manifatture che continuano questa tradizione meravigliosa da 3000 anni fa, 1000 anni o 1200 anni prima di Cristo, e ad est si trovano ancora i negozi di ceramica. È un grande popolo che merita la libertà. Grazie.